Assessore Cantarutti, possiamo dire un vero e proprio gesto ignobile da parte di mano ignota, quello che è accaduto a Cividale. Sì, in effetti purtroppo prendiamo atto che pur passando gli anni non si vuole dimenticare i fatti accaduti a seguito degli esuli strani dalmati, a seguito della guerra. Purtroppo anche a Cividale, pur avendo fatto un monumento inaugurato lo scorso anno, proprio a febbraio, perciò è poco più di un anno dall'inaugurazione, abbiamo riscontrato che nelle notti passate ci sono stati degli atti vandalici che hanno compromesso, diciamo, un po' l'aspetto della struttura, che poi in qualche modo è stata oggetto di lavoro da parte dei volontari dell'UNUCI per il ripristino, diciamo, della sua diciamo, totale ricomposizione. No? Purtroppo però sono dei fatti che a distanza di tanti anni non si vuole accettare e ci trovano in una città tranquilla come Cividale a dover vivere questi momenti tristi che sicuramente non fanno bene alla comunità.